Ormai tutto pronto per questa prima manche del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2024, la finalissima. 10 partecipanti tutti al completo per questa prima manche. 10 driver che si sfideranno lungo l'arco di tutta la serata, che interpretano in questa corsa all'1 Ernaldo Benal, Alessandro Gocciadoro, al 2 Extreme Dream Trio Ferdinando Minopoli, 3 Enable Maker Gennaro Mitrano, 4 Essenza Griff Antonio Di Nardo, 5 Elodie Antonio Simioli, 6 Elodie ZS Pietro Gubellini, in seconda fila 7 Ecuador CR VP dell'Annunziata, 8 LJ Daniele Cuglini, 9 Eubuleo Marco Stefani, 10 Ecce Bombo Jet Roberto Vecchione. Macchina che prende velocità. Partiti. Essenza Griff si impone al comando, all'esterno Elodie, poi in attesa degli eventi Elodie ZS, ancora Ernaldo Benal ed Extreme Dream Trio, quindi parte bene dalla seconda fila Ecce Bombo Jet, mentre in corda si infila LJ. Punta in avanti Elodie ZS dopo che Elodie ha preso l'iniziativa nei confronti di Essenza Griff, squalificato. va a chiedere strada e la ottiene Pietro Gubellini, che passa a condurre dopo 300 metri di corsa. Lancio in 14,5, i primi 400 di corsa in 29,4. Vantaggio Elodie ZS nei confronti di Elodie, poi Essenza Griff, allo scoperto è rimasto Extreme Dream Trio che si porta in scia Ecce Bombo Jet, il quale già sposta e va a fare match dopo 600 metri passati in 44,6. Mantiene buon ritmo all'avanguardia Pietro Gubellini, salchia Elodie ZS, prova a farla pesare al favorito Ecce Bombo Jet, che viene con buon parziale davanti alle tribune. Ecce Bombo che va ad apparigliare Elodie ZS, gli 800 in 59,7. Insiste Ecce Bombo Jet, che si avvantaggia leggermente nei confronti di Elodie ZS, quale mantiene per il momento la figura all'interno quando siamo nei pressi del chilometro, che se ne va in 1,14,7 ed Ecce Bombo Jet passa nei confronti di Elodie. Elodie prova a muovere dalla corda, guadagna di dentro Essenza Griff, che però ora va a incocciare nella scia di Elodie ZS, che non sembra per il momento competitiva, cerca di muovere dalle retrovie Eubuleo anticipando le mosse di Ecuador CR 1,29,6 3/4 di miglio ed Ecce Bombo Jet in chiara evidenza nei confronti di Elodie ZS, che prova a reggere Elodie ed Eubuleo dall'ultima posizione. In mezzo alla pista scatta anche LJ, intanto Ecce Bombo Jet in nettissima evidenza, infiamma la lotta per le piazze. Ecce Bombo in chiaro vantaggio, di dentro Essenza Griff, tra i cavalli ancora Elodie, a centropista Eubuleo, scatta anche Elodie. Ecce Bombo Jet che vince facile nei confronti di Essenza Griff, al terzo Eubuleo. 1,59,8 per il successo di Ecce Bombo Jet. Roby Vecchione in salchi per il training di Andrea Vitagliano, i colori di Vincenzo Vitagliano da favorito. Il figlio di Wishing Stone prosegue nella stagione d'oro, questa stagione cesenate per Ecce Bombo Jet, nella quale continua a mietere successi. Finisce bene al secondo Essenza Griff, al terzo finisce Eubuleo con Marco Stefani, punteggio pieno 10 punti per Roberto Vecchione ed Ecce Bombo Jet.